Cari amici della Tenda TV, cari amici di Radio Palazzo Carli, ben ritrovati. Ci ritroviamo in questa rubrica Storie nella Storia che ci accompagnerà nel mese di maggio alla scoperta di alcune vocazioni, di alcune storie di vocazione di giovani della nostra diocesi che stanno facendo la storia, così come dice il motto, il titolo della 59esima giornata mondiale di preghiera per le vocazioni: fare la storia. Ognuno di noi, con la propria vocazione, contribuisce a fare la storia, nella concretezza della vita di tutti i giorni. Un'opera artigianale, dice Don Michele Gianola, il direttore dell'Ufficio Nazionale della CEI per la Pastorale delle Vocazioni. In questa prima puntata ascolteremo la testimonianza di un giovane sacerdote, Don Nessivaldo, un prete diocesano della diocesi di Livramento di Nostra Signora in Brasile, che è qui come Fidei Donum in risposta al dono che la nostra diocesi ha fatto alla sua diocesi attraverso la presenza di Don Marco d'Almagro. Scrive Papa Francesco nel messaggio per questa giornata di preghiera per le vocazioni. La vocazione nasce così, grazie all'arte del divino scultore, che con le sue mani ci fa uscire da noi stessi perché si stagli in noi quel capolavoro che siamo chiamati a essere. In particolare, la parola di Dio, che ci libera dall'egocentrismo, è capace di purificarci, illuminarci e ricrearci. Mettiamoci allora in ascolto della parola, per aprirci alla vocazione che Dio ci affida. E impariamo ad ascoltare anche i fratelli e le sorelle nella fede, perché nei loro consigli e nel loro esempio può nascondersi l'iniziativa di Dio, che ci indica strade sempre nuove da percorrere. Sono Nessivaldo o Don Nessivaldo, sono prete, sacerdote diocesano della diocesi di Livramento di Nossa Senhora nello stato di Bahia, Brasile. Come sacerdote io sono missionario, adesso svolgo un scambio missionario tra Brasile e Italia, un prete diocesano di qua, di Vitor Venerdade, Brasile, io sono venuto qua. Abito qui a Oderzo insieme con altri preti e noi lavoriamo nella parrocchia di Oderzo, collaboro anche nella parrocchia di Camino e Frata e facciamo tutto che fa un sacerdote. Celebro le messe, funerali, battesimi, matrimoni, confessioni, aiuto nelle pastorali, nella parrocchia, sia nel catechismo, nella pastorale familiare, eccetera. Per me fare la storia è usare o mettere in pratica i doni che il Signore mi ha dato per aiutare il mondo a essere un mondo migliore. Così, se uso o metto in pratica i doni che il Signore mi ha dato, così sento che sto contribuendo per l'umanità, per essere un'umanità migliore con quello poco che sono e che posso fare. Allora, io prenderei il Cristo Redentore di Rio de Janeiro. Il Cristo Redentore ha le braccia aperte così, come segno di accoglienza. Sento questa capacità dentro del mio cuore di essere aperto e accogliente a tutti senza distinzione, per essere fratello, per essere padre, per essere un essere umano che può camminare insieme e aiutare a tutti quelli che possono essere vicini a me e che io possa essere vicino a loro.
Ringraziamo Don Isivaldo per la sua testimonianza e per la sua presenza in mezzo a noi, così come anche ringraziamo il Signore per il dono di tutti i preti che sono presenti nella nostra diocesi e anche per il dono che sono i giovani in cammino nelle varie comunità del nostro seminario. Vogliamo insieme chiedere al Signore, Dio della storia, di poter riconoscere nella storia della nostra quotidianità la sua chiamata e pregare perché quanti sono chiamati ad essere suoi discepoli, suoi ministri nell'oggi della nostra storia, possano rispondere con gioia e con generosità.